tutti, buonasera, bentornati con l'11° appuntamento di questa stagione con Dentro la Notizia, appuntamento natalizio. Il Natale è appena trascorso da 2 giorni, stiamo andando verso il 2013 e oggi affrontiamo un tema particolarmente delicato che è quello delle servitù militari, dei poligoni militari e quello delle bonifiche. Parliamo soprattutto della situazione relativa all'Ogliastra, al poligono di Quirra, parliamo delle difficoltà, delle polemiche degli ultimi anni e parliamo non solo delle questioni legate all'ambiente e alla salute che sono preminenti, ma anche dell'eventuale salvataggio di quelli che sono le ricadute economiche in questo territorio. Lo faremo nel nostro dibattito in studio e con alcuni contributi esterni. Presento anzitutto i nostri ospiti che sono il sindaco di Villagrande Strisaili Peppe Loi, accanto a lui c'è invece il suo collega di Perdas de Vogu Mariano Carta, accanto ancora abbiamo Antonio Onnis che è un medico e che è consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito. Poi proseguendo abbiamo Angelo Stocchino che è consigliere regionale del Popolo delle Libertà e poi Giampiero Scanu che avete già visto nel nostro faccia a faccia, accanto a lui Fernando Codonesu, sindaco di Villapuzzo e chiudiamo con Franco Cugusi, sindaco di Ulassai. Allora, prima di entrare nel nostro dibattito mi vorrei collegare col sito www.unionesarda.it dove c'è Matteo Vercelli per lanciare il sondaggio della settimana e per parlare con lui delle domande che i nostri ospiti riceveranno dagli internauti che stanno frequentando in queste ore il nostro sito. Buonasera Matteo. Ciao Antonio, un saluto a tutti. Abbiamo già lanciato il sondaggio sul sito www.unionesarda.it. La Sardegna deve continuare a ospitare militari, finora nettamente in vantaggio la risposta il no secco e deciso, 76,%, il 21% dice sì, non so, poco più del 2%. Stanno già arrivando delle domande, una che può lanciare anche già un po' il dibattito è, visto il disinteresse delle varie amministrazioni regionali per il benessere dei sardi, se rinunciamo, scrive un nostro lettore, anche le servitù militari, torneremo a vivere in Suppinnettu, l'antica capanna utilizzata dai pastori, quindi qualcuno che forse... Qualcuno insomma comincia a lanciare un sasso nello stagno, faremo rispondere dopo i nostri ospiti perché io voglio lanciare innanzitutto la scheda di Fabio Manca che ci presenta quella che è la situazione attuale, una fotografia scattata in questi giorni. Prego Angelo Palla. In Val di Susa, per impedire il passaggio dei treni ad alta velocità nelle loro terre, fanno barricate da anni. In tutto il resto d'Italia, Sardegna compresa, oggi diventa difficile persino installare un'antenna televisiva, tanto che l'osservatorio NIMBY, che sta per Non in My Backyard, cioè non nel mio giardino, ha censito oltre 300 casi di strenue opposizioni dei cittadini all'occupazione dei loro territori da parte di chiunque. Certo il mondo è cambiato dagli anni 50, quando in piena guerra fredda lo Stato decise di installare basi militari per difendersi dalle insidie dei paesi dell'est espropriando le terre alla povera gente in terra demaniali. Era il 1956 e l'isola pagò il prezzo più alto, regalando 35.000 ettari di territorio a poligoni per missili, esercitazioni aeree, aeroporti militari, depositi di carburante, caserme, senza contare che durante le esercitazioni viene interdetto alla navigazione e alla pesca uno specchio di mare di oltre 20.000 km² intorno all'isola, poco meno della sua stessa superficie. Rispetto alle altre regioni di confine a statuto speciale, la Sardegna rappresenta da sola quasi il 60%, contro il 31,6% del Friuli, il 6,8% del Trentino, lo 0,78% della Valle d'Aosta, lo 0,76% della Sicilia. Siete in una posizione strategica, hanno sempre detto dal governo, per spiegare perché proprio la Sardegna regala allo Stato l'80% delle aree demaniali requisite nel territorio italiano riservato a questi scopi e per convincere i sardi, in nome di esigenze superiori, che il sacrificio delle terre e della salute era opportuno in cambio di qualche vantaggio occupazionale ed economico. Ma che senso ha oggi mantenere in vita i poligoni, soprattutto quelli di tiro, soprattutto oggi che indagini approfondite hanno dimostrato quanti danni sono stati fatti alle persone e all'ambiente? I protocolli d'intesa e gli accordi sulle dismissioni, perfino lo Statuto Sardo, che prevede che ciò che non serve più a scopo strategico debba tornare alla regione, sinora sono rimasti lettera morta. Mentre alcune basi, come quella di Teolada, si realizzano impianti fotovoltaici, ufficialmente per esigenze interne alla base, ma in realtà capaci di fornire energia a grandi porzioni di territorio. Qualcuno parla di speculazione e di nuovo sfruttamento. Certo, ogni impegno solenne dei ministri che si sono avvicendati negli ultimi decenni è rimasto lettera morta. L'unica cosa concreta proprio quest'anno sono stati i 13 milioni di indennizzo riconosciuti ai comuni i cui territori sono gravati da servitù. Che cosa occorre fare allora? Una rivendicazione, secondo alcuni, magari preelettorale, magari i sardi potrebbero porre come condizione per votare i loro candidati la restituzione del loro territorio. Sarebbe una bella battaglia.
Ecco, questa è la fotografia scattata dal collega dell'Unione Sarda Fabio Manca, che ha fatto per noi questa scheda. Fernando Codoneso, ecco, lei che è un sindaco di questo territorio, quali spunti trae da un tipo di resoconto di questo tipo? Beh, credo che gli spunti siano abbastanza semplici. Sicuramente si è aperto un capitolo nuovo a partire dalla relazione approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito il 30 di maggio. E, come diceva in precedenza il senatore Scanu, uno scenario che vede la dismissione di 2 poligoni e la riconversione del terzo. Il poligono del Salto di Quirra, ecco, preciso che Villa Puzzo è un comune della provincia di Cagliari, peraltro ci tengo a dirlo perché altrimenti si confondono anche un po' i confini geografici. E la sindrome di Quirra nasce in una piccola frazione del comune di Villa Puzzo. Quirra è lì, è dentro il mio comune. Bene, lo scenario è molto semplice. Noi crediamo molto nella riconversione che si basi su 3 elementi fondamentali. Sicuramente la realizzazione di un distretto tecnologico, sicuramente la realizzazione del distretto aerospaziale e la ripresa, ma in maniera molto più razionale, organizzata, di quelle che sono le produzioni identitarie che peraltro sono il nostro marchio di qualità e sono il DNA del Sarrabus, dell'Ogliastra, ma direi di tutta la Sardegna. Angelo Stocchino, lei è un consigliere regionale che tra l'altro è proprio proveniente dall'Ogliastra. Ecco, immagino che le popolazioni locali l'abbiano sollecitata in maniera magari diversa su queste problematiche. Ha sentito anche la prima domanda che è arrivata da internet. Quali sono le sollecitazioni maggiori che arrivano sul territorio a voi che siete in prima linea in politica? Ma sicuramente quelle di non andare avanti al buio, cioè la gente oggi ci chiede se dobbiamo cambiare pagina, di sapere quale pagina poi andremo a scrivere. Sicuramente la questione della Maddalena, altre questioni che stiamo affrontando in Sardegna stanno facendo riflettere il nostro popolo proprio sul dopo. E allora io credo che la politica oggi deve iniziare un processo con le idee chiare. Andiamo a riconvertire, andiamo a dismettere queste basi, quale progetto anche occupazionale abbiamo in mente e qual è il percorso anche in riferimento ai tempi che vogliamo impiegare per fare queste riconversioni. Queste sono le riflessioni che la gente ci chiede, queste sono le risposte vere che la politica deve iniziare a dare. Senatore Scanu, ha sentito la domanda che è arrivata dai nostri internauti? Cosa risponderebbe a quella persona che ci ha lasciato quel commento? Che sta parlando di preistoria, che il mondo sta dimostrando di aver dissolto certe finte utopie e che è possibile coniugare la salute con il lavoro e l'ambiente. Non possiamo, cercavo di dirlo anche poco fa nella nostra conversazione, accettare più l'idea che per avere un posto di lavoro, un posto in fabbrica o anche un posto in un poligono militare si debba necessariamente sacrificare la propria salute e anche l'ambiente circostante. Il discorso sulla Maddalena andrebbe trattato in maniera particolare. Io devo dare atto, perché mi occupavo anche allora di questi temi, alla straordinaria azione di sensibilizzazione politica svolta dall'allora presidente Soru, ma gli americani sono andati via perché hanno deciso loro di andare via. Certo. Cioè anche questa fantasiosa ricostruzione andrebbe affrontata con un po' più di equilibrio. Gli americani hanno valutato la necessità di spostare le loro azioni sull'Oceano Pacifico e quindi sono andati via, altrimenti... Anche se l'invito della Regione Sarda fosse stato pressante, se gli americani non fossero stati questo loro, non voglio via. togliere i meriti che ci sono, però non possiamo, come dice qualcuno di nostra conoscenza, pettinare le bambole, no? Perché francamente non conviene. Se ci fosse stata
anziché una cricca, se ci fosse stata una classe politica seria, la Maddalena avrebbe riconosciuto la riconversione. È stata sfortunata perché Protezione Civile SPA era condotta da persone che sono inquisite e quindi anziché realizzare le opere hanno fatto quello che sappiamo. Però non è che questa triste circostanza debba essere invocata per dire teniamoci quello che abbiamo e ringraziamo pure. Questo non è assolutamente tollerabile. Si fermi un attimo qua. Dottor Antonio Onnis, qual è invece dal punto di vista sanitario la situazione in questo momento? Cioè è stata completata dalle autorità sanitarie lo screening, la verifica sull'inquinamento e sulle questioni, oppure ci sono delle risposte che ancora devono arrivare? Ahimè, l'indagine non è stata completata. Io credo che nei lavori della Commissione Uranio del Senato questo sarà uno dei buchi più importanti che rimarrà incompiuto. E, devo dire anche con un certo rammarico, anche sul piano personale, che probabilmente l'efficacia dell'azione di un board scientifico che si è costituito un anno fa, con l'impegno a completare i lavori e l'indagine nel giro di un anno, è stato, direi, decisamente insoddisfacente. Qual è il motivo? C'è una farraginosità nel percorso che è stato avviato con la sottovalutazione probabilmente dell'importanza di alcuni temi, tipo questioni di poter acquisire nel rispetto della privacy i dati necessari. A questo punto io rimando ai resoconti dei lavori della Commissione Uranio. Scusi, siccome io faccio il giornalista, di chi l'ha fatta questa sottovalutazione? Probabilmente la Regione Sardegna, congiuntamente all'Istituto Superiore di Sanità e agli altri componenti. Si fermi un attimo che torno da lei. Stocchino, è così, le risulta, è stata la Regione Sardegna a mettersi di traverso rispetto a questa cosa? Mi dia una risposta breve, perché poi così... No, gli do una risposta breve. La gestione della privacy è una norma nazionale che lei conosce meglio e più di me. È stata secondo me, una sottovalutazione di un po' di tutti, perché le leggi sulla privacy non le fa la Regione Sardegna e quindi hanno altri che le normano. Purtroppo non si è tenuto conto che per poter andare ad acquisire i dati di persone che poi dovevano essere sottoposte a screening c'erano il garante della privacy, c'erano delle procedure che dovevano essere seguite. Fermi un attimo, torniamo dal dottor Onnis, prego. Se ne è tenuto conto 10 mesi dopo l'avvio delle attività del board scientifico e direi che questo è quantomeno piuttosto grave e singolare. Allora, il problema è che se si aspetta, io ho qualche riserva sotto questo profilo, ma non ci sarà forse il tempo di parlarne in questa trasmissione, se si ritiene che il pronunciamento dei comitati etici debba essere di tutti i comitati etici di tutte le aziende della Sardegna, da parte di una regione che ha potestà nei confronti della Sardegna anche di tipo impositivo rispetto ai tempi di presa in carico di alcune questioni, ecco, io credo che ci sia stato questo screening non si può fare, credo che dovremmo avere tutti quanti, mi ci metto anch'io in mezzo da sardo, l'umiltà di considerare che forse abbiamo sbagliato alcune cose in questo percorso, probabilmente anche la Commissione Uranio a non intervenire prima rispetto al chiedere i resoconti delle attività che veniva svolta. Fatto sta che ci siamo ritrovati ad una riunione, credo ancora non decisiva, del board scientifico che dovrebbe essere svolta esattamente il 18 di dicembre, quindi a oltre un anno dall'inizio dell'attività del board stesso. Allora, a questo punto, se la situazione è chiesta, io chiedo a Carta, che è sindaco di Perdasdevo, cioè noi stiamo facendo queste cose senza però ancora avere, sappiamo che queste cose fanno male alla salute, sappiamo che l'ambiente è compromesso, però non abbiamo ancora dal punto di vista scientifico una analisi finale dei dati certi su quali confrontarci. Ecco, com'è possibile, come riuscite a spiegarlo alla vostra popolazione tutto questo? Infatti questo credo che sia l'aspetto più problematico della vicenda. È chiaro che un certo tipo di inquinamento è stato registrato, però tutti gli indizi portano in realtà a un fatto, cioè che la salute dei cittadini probabilmente, se non nella frazione di Quirra, probabilmente non ha subito dei danni significativi. Questo almeno è quello che hanno detto l'Istituto Superiore di Sanità nei suoi primi accertamenti e tutto quello che sta avvenendo anche relativamente a quella che è la salute animale. È chiaro che è difficile spiegare alla popolazione proprio perché la popolazione vive in qualche maniera in questa sorta di incubo in cui siamo entrati circa 2 anni fa praticamente, quindi si è parlato di Quirra come Chernobyl, di tutta una serie di considerazioni che sono state fatte molto pesanti sulla popolazione e sul territorio
E quindi togliersi di dosso questo marchio, che è veramente infamante, sarà una cosa molto problematica e che secondo me è stata data una sopravvalutazione del problema. Ripartiamo da qui, subito dopo la pubblicità, linea in regia ad Angelo Palla.